Sardegna, che sono un patrimonio monumentale rimasto intatto nei secoli. Ora l'associazione punta a farne un'opportunità di crescita culturale e turistica. Vediamo il servizio di Alice Monni. Far conoscere a tutti e aumentare nei cittadini la consapevolezza su un patrimonio di 150 chiese diffuse in tutta la Sardegna, secondo solo al capitale monumentale costituito dalle torri nuragiche. Dal 2011 è l'attività dell'Associazione Amici del Romanico, attiva anche su Facebook. Con la pandemia l'organizzazione di visite guidate, viaggi e convegni è sospesa, ma non la promozione di questi beni storici e culturali che nell'isola, a differenza di altre zone d'Italia ed Europa, si sono mantenuti integri nelle forme originali dell'XI-XIII secolo. Tutti noi in Sardegna abbiamo a cuore una chiesa romanica, che poi è la chiesa del nostro territorio, però non c'era in realtà una consapevolezza su come appunto questo patrimonio fosse così ben conservato e così importante per la nostra isola. Alcuni importanti esempi di questi monumenti si trovano a Santa Giusta, Ponarcado, Ottana, Doglianova, Villa Massargia, una risorsa non solo culturale ma anche turistica per l'isola. Può aiutare anche alla conoscenza dei paesi dell'interno. La Sardegna, ahimè, è conosciuta soprattutto per il turismo balneare. Negli anni scorsi l'associazione ha curato pubblicazioni, in collaborazione anche con l'Università Sarde, e la creazione di un marchio dedicato al romanico, con la realizzazione di cartelloni per guidare i visitatori in un percorso anche dentro le chiese. L'ultima iniziativa, la realizzazione di un calendario. 77 comuni riuniti in associazione hanno proposto un progetto per realizzare un parco del romanico, un'opportunità di sviluppo economico e di integrazione tra coste e zone interne che coinvolge soprintendenze, diocesi, università, associazioni culturali e organizzazioni.